sarò anche a Poreto senza sky, ragazzi. Ma gli amici che assinano non li ha nessuno. De prima mattina, buongiorno Italia. Esatto, ricorda che sei anche domenica mattina. Devo fare una roba figa, no? Far quasi un video dedicato. Ma te la riassumo così rimbambiglionatamente. Cosa molto tra virgolette stiamo facendo, perché sta facendo tutto Mirko, cioè si è già automesso all'opera da solo. Una cosa tra virgolette normalissima, ma in questo caso un po' particolare. Te la svelo già subito. Allora, una mega striscia a LED composta da due striscioni a LED, praticamente sarà grande 4 metri, circa 4 metri e mezzo. Ma qual è la cosa strana? Io avevo comprato, aspetta che stuo il tè. Io avevo comprato per un altro lavoro che volevamo fare una specie di telecomandino apri e chiudi, non andava bene, invece di fare reso di Amazon abbiamo detto perché non lo mettiamo nelle luci esterne, no? Sai quando magari stai tornando al camper che è buio pesto, tac, e ti accendi, no, l'illuminazione a LED eccetera, e faremo così. Sì, no, giustamente ci dicono si poteva fare con l'impianto antifurto che ci hanno messo. Nì, in questo caso avremmo dovuto tirare altri cavi, mentre con il ciappino piccolino che c'è avanzato, in teoria fisicamente ci sta dentro la vecchia plafoniera del camper, e quindi insomma ecco, Ci sta. più semplice e veloce, insomma ecco. Se non ci sta lo facciamo stare. Ah, sai che non l'ho neanche detto, però magari quando monterò il video, dai Vespa va fuori, quando monterò il video degli antifurti lo scriverò sotto, ma Mirko adesso è diventato rivenditore e installatore, soprattutto ufficiale, di quegli antifurti per la zona ovviamente del Veneto, per la zona di Monza Brianza ci sono i ragazzi. Sì, mi sono proprio dimenticato di metterlo. E per le altre zone, tipo non so, tu che mi chiami dalla Calabria, la Toscana, da Genova, è lì diciamo chiamate in ditta, in azienda, e lì magari vi danno le istruzioni oppure le danno al vostro installatore, hai capito? Quello non è un problema. Certo, non vengono fisicamente gli installatori ufficiali in zone insomma troppo remote, ecco. E non sto a domandare a Mirko perché sto qua le bonde arrivare in Calabria, poi montate l'antifurto, quindi Poreto ascio viva. Queste bellissime barre in alluminio con la chiusura opacizzata, lunghezza 4 metri in totale, sono state prese al bricola, no? Dai manifatture, però porca miseria, questo che mi ha costato 42 euro. No, di più. Ma no, di più ancora. Di più. Ma no, è sui 42 euro. Gemelli. Cocano, volete che hasse là Che un polpaccio? Porca miseria. Buongiorno Valerio! Porca, ma butta su. Aspetta perché adesso ve anche Valerio. Valerio, secondo te quanti scarichi la roba là? Questa qua? Tutto quello che hai in mano. Nuova, è nuova però. 35-40 euro. Ah, così costa? Sì, guardate 42. Pensavo che costasse 10 euro, non cando tocchi. Alluminio, caro. Ah, buon. Te l'alluminio. Va bene, dai. 40 euro. Buon, dai. Ecco, tu capi d'Italia. Valdi, sei sempre peozzini, tira fuori Sky e spendi, Dio caro. Premessa, ovviamente Mirko, che come sai gli piace sempre fare le robe fatte bene, voleva passare per sopra, no, per non far vedere la canalina. Cioè io sinceramente gli ho detto, a me non me ne frega niente, cioè mettere la canalina là, una canalina piccolina, poi la verniciamo anche di grigio, chi se ne frega. Quindi procediamo così. Adesso abbiamo rimosso la lampadina e il lumino da cimitero che era prima al posto No, il lumino del cimitero fa più luce. Esatto. Non ce ne stavano altre, cioè non si poteva fare di più, proprio fisicamente non ce ne stavano altre. E dal coso là, dal lucernario originale, e basta, non ti anticipato. Andiamo ai piani alti, ragazzi. Oh yes. Assistente Yuri, prego. Siete assenti,
Sì, non ho più, non ho più vertigini. Sai che era roba di stomaco, non so, non ho più vertigini. Sì. Ah, guarda che screpetà il colore de pulmin sola. Ah sì, beh. Vabbè, è solo estetica ragazzi. Op. Sta lì. E ancora la carta del bigo qua. Sì. Ti metti Maledetti. come che te vuoi. Con sti adesivi. Metti a... È uguale un lato o l'altro, sono larghe uguali? Ok. Metti... Guarda che roba, Giusto? al millimetro qua, no beh, avanziamo mezzo millimetro di lasco, neanche a farla apposta. Questa non serve a tagliarla, perché siamo giusti al segno. Ah, di qua dici? Sì, anche di qua siamo giusti. Allora non serve a tagliarla, questa non serve a tagliarla. Ok. Questa è giusta. Aspetta, ecco. Ma qua il spazio è preciso. E io ho tutte le misure giuste. Chissà cos'è sta roba verde. Vabbè, assai là. O a tagliare un tocchetto in più, Sì, no, andrebbe detto alla fine, ma chi se ne frega della musica? Cioè voglio dire, oh ragazzi, guarda che è tanto bella sta striscia, è tanto figa. Profili qua sì, carini, molto carini così. Soprattutto l'angolare così. Ma sì, c'è un angolare, tutta in alluminio, con sta roba opaca che non vedi neanche poi i dettagli della striscia LED, è tanto figa da vedere. Ah sì, aspetta ragazzo, ti sarai sicuramente autodicendo cacchio lo vorrei anch'io, magari con altre parole che non sono cacchio, però io devo dire cacchio perché purtroppo ci seguono i bambini, sono comunque su YouTube eccetera, no? Sofia è fantasia. Pertanto è chiaro sì, Mirko fa anche ovviamente questo tipo di lavoretti in quanto sono tra i più semplici, non devi preoccuparti del materiale in quanto te lo fornisce anche lui, quindi tu altro non devi fare che contattarlo, ti lascio il numero nella descrizione, se mi sono dimenticato come al solito di mettere il numero ricordamelo che così te lo aggiungo e basta, buona illuminazione. No, cos'è che vuoi dire? Sì, vuoi dire una roba ma non mi ricordo. Ripeto qua. Adesso magari ho preso le strisce a LED rosa, ho sbagliato a prenderle. No, invece non ricordo se l'ho presa a luce calda o luce fredda. Da una parte spero a luce calda perché la luce fredda mi fa proprio schifo nelle lampadine a LED. Ma dall'altra pensi, cavolo, io la lampada a LED la uso d'estate, quindi magari l'effetto, no? Che poi è tutta una roba psicologica, no? L'effetto freddo magari ti fa sentire un po' più a tuo agio. Ma guardati che pensieri che uno la andar fasse. Ma è fredda questa? Sì, Ariella, sì. È abbastanza fredda. Te va bene? Sì. Tutto va qua. Non so. Ok, giusto. Ok. Bisogna fare che restasse il meno spazio possibile. Ok, niente, allora adesso stiamo incollando il profilo di alluminio con la striscia LED. Bisogna schiacciare bene la striscia sul profilo che aderisca bene in modo che dopo, in fase di illuminazione, la striscia scalda ma dissipa sull'alluminio. Più attaccata bene meglio è. Se non ci fosse l'alluminio la striscia scalderebbe e col tempo, le ore, potrebbe addirittura bruciarsi. Quindi l'alluminio non è solo estetico ma bensì ha questo scopo anche di dissipare il calore. Ti te arrivi là, sì? Tac, presa. Dove va Coa? Ok, l'ho vista. Aspetta che stacco scotch con un attimino. Sì. Gira. Ok? Ti che sento? Sì. Che sento? Sì. Giusto. Perfetto. Là. E poi era, ok. Resisti, tanto qua
Eccola. Sotto T. No, no, va benissimo così. O è da spostare più verso il T? No. Ok. L'ho messo incastrato col braccio. Addio, un po' di signo. Eccola. Guarda che hanno lasciato l'antifurto. Se non è il massimo da vedere l'antifurto qua, però questa è una figata perché hai i sensori di temperatura, tanta roba, quindi tengo quello ovviamente. Perché stai attaccato? Perché abbiamo, vedi Italia, come ogni volta che vengo a trovare Mirko, deve essere una roba qua del Bruzzine fatta apposta, non so, di quei temporaloni EPC. Tieni conto, una delle ultime volte c'è perfino i camion che si fermavano per strada, cioè da quanta pioggia veniva giù non vedevano, no? Sai quando vengono le bombe d'acqua, per capirci. È quasi così, sai che quando vieni a trovare Mirko ti prepari l'ombrea, non c'è che altra. Quindi, ok, aspetta, sposta in sky. Poppi, pum, pum, pum. Mi mette più in qua. Come prima. Sì, più di prima. Come prima, più di prima. Monteremo a roba. Ma scusa Mirko, e per mettere Takai? Ah, te che saldi una volta pusata. Sì. Prima te pusi e dopo, ok. Io poso, passando, aspetta. Che roba ragazzi, ci è venuta una barra unica di 4 metri, no di P, 4 metri. Cosa le ha in casca? Che sento? Sì, questa aveva anche dentro le vitine questa, proprio qua super diciamo. Dopo se manca, dopo Dimmi. vediamo il fittino di silicone, sono lo stesso. Ha fatto io. Ha fatto io che dopo fa tutti i luci. Con il ristorante fuori a casa? La mia messa su il LED che cambia. No, per carità di Dio. Si mette rosso, verde, testi. No, beh, su quel vecchio lo è, eh? Dentro però, no? Fuori. Ma dopo, da sola, comunque sta asciugata da sola, andate dopo un po' e vediamo il silicone. Ah, ancora? Mi voglio essere sicuro. Allora, per i nostri amici questa è la schedina di radiocomando che andrà ad azionare la luce tramite il bottoncino da remoto. Nel mentre che aspettiamo che il silicone si asciughi, noi continuiamo con il cablaggio. Per chi dovesse farlo a casa, ora il positivo ed il negativo di alimentazione schedina. Il negativo dopo sarà in comune con la luce che ti servirà. Questa è l'uscita del comando e l'entrata del comando per accendere e spegnere la luce. Di conseguenza noi possiamo sempre pescare un positivo dalla stessa linea e dopo vi faccio vedere come si entra e come si esce. Ok, è il rosso, cioè il positivo comune di entrata, quello che adesso è bianco che dopo diventerà rosso sarà il positivo in uscita per accendere la lampadina. Aggiornamento, stiamo lavorando in una condizione in cui c'è un odore, un profumo di cordon black, metà fa basta. Questa era la famosa centralina che doveva essere utilizzata per l'altro scarico elettrico delle acque del camper, no? Però cosa succede? Aveva l'apertura comandabile a pressione, ossia tipo le tende di casa, no? Per capirci, quelle elettriche, che decidevi tu fino a quando aprire, poi mollavi, si fermava, ricontinuava, mentre la chiusura no, cioè la chiusura aveva un clic solo, acceso spento. È assurda sta roba, cioè avevi le varie combinazioni che cambiavi tramite un jumper, che sarebbe un ponticello, no? E però niente, gli mancava questa quarta combinazione e allora l'abbiamo riciclata per la luce da esterno. Ah, ecco, sì, non so se l'ho detto nel video. Allora, a cosa serve tutto questo lavoro? Senza ombra di dubbio è perché fa figo, punto e stop. E qua c'è poco da girarsi attorno, ragazzo. Menditi il film che vuoi, però la storia è sempre quella. E seconda cosa, effettivamente prova a immaginarti, no? Che magari hai parcheggiato in Monega nel wild chissà dove, no? Tu arrivi, accendi la luce del camper, quindi ti illuminano la porta per tirar fuori le chiavi, trovare la serratura, eccetera, eccetera, e poi da dentro o sempre dal telecomando te la rispegni. E arriva il momento della verità. 3, 2, 1, allora a sinistra scendi, tac,
e destra spegni. Tac, cazzo Si è acceso, figata. si è acceso. Tac, si è acceso. È enorme, cazzo. Beh, l'ho sempre sognata. Non so quanta luce farà di notte. Questa parecchio, fidati. Non mi ricordo quanti watt era, però quella c'era che ho Ho trovato. fatto solo vedere appunto i watt Ah, con l'accensione un po' allungata che non si scalda i fili, roba varie. Per cui ho dovuto lasciare acceso. lascio acceso? Ok. Lascia acceso. Ma alla fine chi se ne frega dei consumi, nel senso che questa luce la utilizzerò sempre o quando sono in ferie o quando sono nelle aree camper o quando sono appunto con gli amici, i raduni così, e quindi hai capito, non lavoro, non ho bisogno di energia. No, un attimo il momento off topic, diciamo, no? Sai che ti dicevo, ti ho detto più volte che non è possibile viaggiare e lavorare, non concludi niente, non hai il tempo, l'energia, la voglia di fare, no? È successo infatti questi giorni che eravamo in Lombardia, quindi nulla effettivamente di tanto impegnativo, però non riuscivo a avere tutta la concentrazione, il tempo necessario, perché ho bisogno di un tot di tempo di fila attaccato per effettuare certi tipi di lavori. Quindi per me questo essere andati in giro a Milano a fare, per carità, la pubblicità è un po' un secondo lavoro, per carità di Dio, però è stata considerata un po' come una vacanza, cioè come delle ferie, come del tempo di pausa. Infatti alcuni miei clienti mi hanno detto: ah, ok, allora sei via, ci risentiamo fra una settimana. Io gli ho detto: no, guarda che ho l'ufficio mobile, sono sempre disponibile. In realtà ho visto no, che così non è stato. La sera arrivi cotto perché hai guidato, il sole, eccetera eccetera. Tu hai bisogno, almeno per il mio lavoro, hai bisogno di concentrazione, di essere rilassato, e quindi non coincide assolutamente con i viaggi, con il viaggiare, a meno che per viaggi non si intende tipo quando andavo nella Val d'Arzino, per capirci, andavo per lavorare, tra virgolette, i primi 4 giorni almeno non riuscivi perché ti veniva voglia di andare in bici, ti veniva voglia di fare la passeggiata, ma giustamente dopo dici che vita è, quindi ok, partivano giorni a raffica per quello. Dopo, una volta che hai esplorato bene la zona, hai soddisfatto, diciamo, i tuoi desideri di sbirciare, esplorare, eccetera, allora puoi pensare a lavorare. Ma se tu appunto non dai il tempo necessario a questi desideri, a queste perlustrazioni di essere portate a termine, quando cacchio mai arriverà l'ora di lavorare? Ok? Testimone anche il viaggio là di 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quel che era, che abbiamo fatto nei Balcani. Non neanche, oltre a non aver lavorato, non ho mai fatto neanche i video. Cioè il video è un divertimento, quello che stai vedendo adesso è un hobby, ma neanche quello non ho avuto tempo e voglia di fare, capito? Quindi viaggiare e fare ste robe per me, attenzione, perché io non sto dettando leggi, sto parlando di me, degli esperimenti che sto facendo in prima persona, però appunto sono in prima persona, quindi ti do i risultati, no? Visti da questa prima persona, e da questa prima persona no, lavorare e andare in sbrindo è proprio non che siamo. Quindi hai capito le istruzioni per montare la striscia LED radiotelecomandata? Prendi il telefono, chiami Mirko e te che porti il camper. Guarda Luca, guarda qua. Se fattura anche mentre si beve caffè. Le gambette sono qua, e quanto sia sta roba? L'accensione sta qua. Ok. Oh. Prima volta in Vespa dopo 38 anni. La mia prima Vespa. Sento che si capisce dove sta qua.
e terza, è tipo una moto, cazzo. Tipo un 250, cazzo. O un 600 tipo l'Husqvarna che avevo. Motorito, fratello. Fratello? Fratello, so cosa mi cambia a lavorare. Mi dico che a lavorare che ciao del prete. Ciao del prete. Niente, Mirko è andato via da amici, io non me ne ero neanche accorto. Cioè c'ho Pulmin che sta lagando praticamente, quindi niente. Adesso sposto casa, porca troia. Eccolo. Oh, baby, understand.